Tragedia nella notte a Conselve, incendio in un'abitazione, muoiono abbracciati madre e figlio di 86 e 42 anni. Le cause al vaglio dei vigili del fuoco, il dolore del paese. Salvini, fortunato, non c'è più la sedia elettrica, scatena un ciclone di polemiche il post shock dell'assessore di San Stino di Livenza su Facebook, dura condanna degli amministratori e i dirigenti della Lega. Oggi prima campanella in Veneto, 594.000 studenti tornati sui banchi, alle materne decine di bambini non vaccinati a rischio e sospensione. Zaia sul bimbo che ha sconfitto la leucemia, tutti hanno il diritto di andare a scuola. La scomparsa di Marianna Cendron, l'indagine è stata archiviata, per i magistrati si è trattato di allontanamento volontario. Bimba investita da un ragazzo con l'overboard e poi multata perché non doveva essere lì, sulla pista ciclabile. A Jesolo è polemica. Sanità padovana all'avanguardia, il governatore Zaia ha inaugurato un robot che affiancherà i chirurghi nelle operazioni più complesse. Il caso Ottavia Piccolo, bloccata sabato scorso dalla polizia, la questura replica, era al varco dove poco prima alcuni manifestanti hanno tentato un'irruzione, riconosciuto il fazzoletto, è entrata. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Avete sentito, cominciamo dal dramma che si è consumato questa notte a Conselve con un violento incendio in un'abitazione e madre e figlio che sono morti soffocati mentre si abbracciavano. I vigili del fuoco e l'ambulanza sono stati velocissimi, ma nel giro di pochi minuti dal loro arrivo in via Padova, Rosa Lamberti, 86 anni, e il figlio Angelo Volpi, di 42, sono morti intossicati dal fumo dell'incendio della loro casa. Le fiamme si sarebbero sprigionate dal piano terra dell'abitazione, forse dal garage, da un deposito di pellet, e il fumo ha poi invaso il primo piano dove dormivano madre e figlio. I vigili del fuoco li hanno trovati vicini, a terra. Angelo Volpi, persona con la sindrome di Down, deve aver cercato di svegliare in qualche modo la madre dopo aver dato l'allarme gridando dalle finestre di casa. I pompieri giunti da Piove di Sacco e Padova hanno portato fuori dall'abitazione i due corpi svenuti, ma nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, nel giro di pochi minuti Rosa e Angelo sono stati dichiarati deceduti. Le cause dell'incendio sono al vaglio del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Vasto il cordoglio in paese. Angelo Volpi era ben voluto da tutti per la sua simpatia e disponibilità e la sua famiglia stimata per l'amore che aveva per questa persona speciale. È proprio così, Angelo Volpi era una persona speciale, estroverso e gentile. A Conselve godeva di molto affetto. Una grande perdita per tutto il paese perché era amato da tutti. Era amato perché lui si faceva amare, era simpaticissimo, conversava con tutti, aveva sempre bisogno di socializzare lui doveva sempre essere, e aveva un'amica che lo veniva a prendere, un'amica insomma, che a una certa età, ma lei si era tanto dedicata e lui era affezionatissimo e uscivano, andavano a mangiare assieme. Angelo Volpi aveva le stesse buone abitudini di altri conselvani, la messa domenicale, l'aperitivo al bar il venerdì sera e al sabato mattina per la colazione. Al Crazy Bar la titolare Veronica è sconvolta, con Angelo si conoscevano da decenni. Volpi, da un adulto, viveva circondato da una ottima rete sociale, oltre alla mamma, dalle famiglie dei suoi 3 fratelli e dalla struttura ANFAS La Lambicco. Venivano a prenderlo con il pulmino ogni mattina e lo portavano a casa verso le 4 e mezza. Ecco, allora lui arrivava, andava a fare il suo sonnellino, la sua finestra era là, allora si mi vedeva passare, Mariangela, andiamo a Cappuccino, perché amava la gente. Lui andava a dare la mano a tutti. Chi sei? Sei sposato? Estroverso. Ma di una simpatia, furbo, era uno straordinario, era. E ti dava, perché ti dava la vita, ne aveva tanta, e ti dava la vita. Della categoria era unico, simpatico, vivace, affettuoso. Chiacchierone! Il sospiro della signora Mariangela oggi è quello di tutti i conselvani, ai quali resta, sulla parete del bar, il ricordo di Angelo Volpi che, a modo suo, volle stringere le mani a Papa Bergoglio. Ha saltato le barriere per andare a abbracciare il Papa ed è fotografato così al bar. Allora io l'ho trovato, Angelo, ma sei andato a salutare il Papa? E cosa ti ha detto di me? Che ti vuole bene, mi ha detto, come se il Papa mi conoscesse, no? Era a dire che ti vuole bene, mi ha detto. E c'è una nuova vittima di Facebook, l'assessore all'istruzione del comune di San Stino di Livenza, dopo questo post nei confronti del
ministro Matteo Salvini ben oltre le righe. Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor Ministro. La frase è stata scritta su Facebook da Valentina Pavan, assessore all'istruzione nel comune di San Stino di Livenza, retto dal centro-sinistra, commentando una frase scritta dallo stesso ministro dell'Interno sul suo profilo. Indagato per sequestro di immigrati, scopriamolo insieme, aveva scritto Salvini, allegando il filmato con l'apertura della busta della procura. Reazioni sdegnate dalla Lega, a partire dal vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, spropositate invece secondo il sindaco Cappelletto. Mi pare che si stia montando un caso di fronte a un commento che sicuramente è inopportuno, fuori luogo, nel quale l'assessore si è pubblicamente scusata, del quale insomma sicuramente non è nel suo modo, nel suo stile, insomma chi la conosce e chi insomma, ha modo anche di seguirla sui social, visto che questo è un canale insomma, nel quale molte volte veicolano le informazioni, mi pare non sia abituata solitamente a questi toni, per cui lei si è scusata giustamente per l'inopportunità, insomma, il tono sbagliato sicuramente di quello che ha detto, dopodiché insomma, mi pare insomma, che i toni insomma, con i quali si stia cavalcando questa situazione, secondo me insomma, sono un po' fuori luogo ecco, rispetto a quella che è l'episodio, che come dicevo non va assolutamente né giustificato né tollerato. Secondo il primo cittadino sono altri i temi a cui bisognerebbe pensare. Io l'anno scorso ho vissuto un periodo che tutti ricorderanno particolarmente acceso, diciamo così, uso questo termine, nel mio territorio in relazione all'apertura di un centro culturale islamico, e non mi pare che nessuno si sia mai sentito in necessità insomma, di prendere distanze su posizioni e su atteggiamenti che sono stati ben oltre insomma, i commenti su Facebook, che ce ne sono a decine insomma, che possono essere visti nei confronti del sindaco, per cui insomma, ecco, capito l'errore, secondo me è giusto riconoscerlo, ribadirlo. Il post è stato comunque rimosso e l'assessore ha chiesto scusa. Lei ha rilasciato una dichiarazione nella quale giustamente ha ritenuto opportuno scusarsi, nella quale insomma, ha riconosciuto che il commento sia inopportuno e offensivo, in primis ovviamente nei confronti del ministro, e ovviamente impegnandosi non solo di non farsi più trascinare magari in toni che magari sui social sono ovviamente più pesanti, ecco. Da un post all'altro, quello del vice premier Matteo Salvini, che riprende quanto scritto su Facebook invece da Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale in Veneto. Il tema è quello della tubercolosi, è un migrante in fuga nella zona del Vicentino, e Salvini che dice è tornata la tubercolosi. Allarme tubercolosi. Nel Vicentino c'è un aumento preoccupante di malati di TBC, dai 16 casi del 2015 ai 40 potenziali di quest'anno, dati che riguardano i ricoverati all'ospedale San Bortolo. Oggi il presidente del Consiglio regionale Veneto, Roberto Ciambetti, riportando un episodio che sarebbe avvenuto in una struttura di accoglienza per profughi di Sandrigo, da cui sarebbe fuggito un migrante malato, ha scritto importazioni pericolose, ed il suo post è stato ripreso dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha così commentato su Facebook: immigrato malato in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di disastri e di invasione senza regole e senza controlli. E poi un video shock a Vicenza, sono immagini forti, ve lo anticipiamo, di alcuni ragazzi che si drogano mentre i bimbi giocano alle giostre. La maledizione di Campomarzo, la dannazione del parco di Vicenza ha un nome: droga, e attorno, come un'erba cattiva, infestante, prospera un mercato velenoso che attira pusher e tossicodipendenti. Nemmeno le giostre della festa dei 8 sono riuscite ad allontanare questi personaggi minacciosi, portatori di degrado. Ecco un video scioccante girato in pieno giorno, ve lo lasciamo guardare e ascoltare.
Avete visto? Incredibile! Davanti al bruco mela, di fronte ai bambini che nel video si sentono ridere e parlare senza preoccuparsi dello spettacolo indecoroso che sta dando, un tossicodipendente in compagnia dei suoi amici si buca senza ritegno. Questa è l'ennesima dimostrazione che bisogna assolutamente intervenire con decisione e che i vicentini, quando non passano volentieri da Campomarzo, non lo fanno per un problema di insicurezza percepita, ma per un problema di insicurezza reale. Sarebbe il caso che l'esercito e le pattuglie della polizia locale continuino a girare per tutto il parco in continuazione, senza sosta, per non dare punti di riferimento ai pusher e ai tossicodipendenti. Quella che deve iniziare prima di subito è una guerra senza tregua alla droga, una battaglia per riconquistare Campomarzo. E ora chi pensa invece nella maniera corretta al proprio futuro, cioè i bimbi che vanno a scuola oggi il primo giorno, qui Treviso. Lei si chiama Islam Tasnia, io si chiama Shohar Imdadul Islam. Da dove venite? Bangladesh. Lei parla italiano? Sì, abbastanza. Ciao! Sei pronta per andare a scuola? Sì. È la prima remigina delle elementari Pascoli di Santa Maria del Rovere, la prima dell'unica classe prima della scuola in uno dei quartieri più popolosi della città. Gli altri remigini arrivano un po' alla volta e alla fine il conto segna 11 scolari, un numero che fa pensare, ricordando gli altri giorni di scuola, quando i bimbi per classe erano 3 volte tanto in più sezioni. Un segno dei tempi, o meglio di quella denatalità che rimarrà evidente anche in futuro, quando questi bambini diventeranno ragazzi ed adulti di una società decisamente più rarefatta. E multietnica, come raccontano questi volti che sono il nostro investimento per il futuro. Dall'altra parte è la selva di telefonini di genitori e nonni che per un giorno hanno rivissuto la loro infanzia. Prima elementare con tutta la famiglia il seguito? Mamma, papà e anche nonna? Allora, la nonna cosa dice? Sono molto emozionata. Perché... Più emozionata lei? Sì, penso di sì. E il papà? Ancora di più, forse. Lei si ricorda del suo primo giorno di scuola? Poco, non tutto. Mi ricordo che avevo un compagno che si è scoppiato a piangere, per esempio, ma io ero anche abbastanza tranquilla, sì. Sarà un segno della modernità, ma i remigini di oggi non sembrano molto emozionati. Anna, primo giorno di scuola, prima elementare? Sì. Non hai un po' di paura? No. Tranquilla? Sì. Alessio, allora sei pronto per il primo giorno di scuola? Sì. Cosa ti aspetti? Ed è un primo giorno anche per chi a scuola ci lavora, un giorno che si ripete puntualmente ogni anno. Non dormiamo dalla notte prima. Lavoro qui da 10 anni. Ed il primo giorno di scuola è sempre? Fantastico, sarà un anno meraviglioso come sempre. Primo giorno dove oltre ad affrontare il mondo senza mamma e papà si scopre il senso del dovere. Qui è la vera scuola, quindi c'è l'emozione di dire avrò i compiti da fare. E poi c'è chi più che il primo giorno ricorda di più la fermezza della maestra. Io ho fatto la scuola elementare dalle suore e c'era Suor Licinia che ci aspettava fuori dalla porta. Suor Licinia era la suora di quinta ed era una suora considerata, non dico altro. E poi a Padova, primo giorno di scuola con controllo a difesa degli studenti a bordo del tram. Carabinieri in tram nel primo giorno di scuola e a quanto sembra sarà così per tutto l'anno scolastico, nelle fasce orarie di punta dell'utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli studenti padovani. I carabinieri della compagnia di Padova sono saliti sul Giotto da Ponte Vigo d'Arzare alla Guizza e viceversa per svolgere servizi che hanno lo scopo di garantire tranquillità e sicurezza agli studenti e a tutti gli altri utenti. Servizi che proseguiranno per tutta la durata dell'anno scolastico 2018-19. La scomparsa di Marianna Cendron di Paese, indagine archiviata per la magistratura, ma la famiglia dice che non si è indagato abbastanza. 5 anni e mezzo di indagini senza venire a capo di nulla se non la convinzione che si sia trattato di un allontanamento volontario. Il GIP trevigiano Bruno Casciari ha rigettato l'ennesima opposizione della famiglia disponendo l'archiviazione del fascicolo relativo alla scomparsa il 27 febbraio del 2013 della giovane Marianna Cendron, all'epoca appena 18enne, una notizia che ha scosso i genitori adottivi della ragazza Pier Francesco ed Emilia Cendron. Drammatico sicuramente, anche perché noi avevamo trovato tramite l'ingegnere informatico che ci sono state delle contraddizioni di Renzo
e questo noi non abbiamo avuto, probabilmente non sono state considerate. Riteniamo insomma che ci fosse più di qualche elemento indiziario preciso che consentisse perlomeno l'iscrizione nel registro degli indagati delle due persone, come avevamo chiesto nell'opposizione alla richiesta di archiviazione. Le spiegazioni che hanno dato l'ex fidanzatino di Mariana, ma soprattutto il vicino di casa che l'ha ospitata, sono state dichiarazioni totalmente contraddittorie, completamente contraddittorie, arricchite di volta in volta con dei particolari incredibili che non hanno assolutamente giustificato la presenza del telefonino di questo Renzo sul luogo assieme al telefonino di Mariana la sera della scomparsa. Come sono trascorsi questi anni per voi? Sono anni difficili perché comunque Mariana manca, tutte le famiglie, se viene a mancare una persona è qualcosa di difficile da affrontare, da andare avanti. Si va avanti perché dobbiamo trovarla o trovare la verità. E poi una vicenda di cui si sta discutendo molto in queste ore, una bimba investita a Jesolo e poi per di più multata. Sfuggita al controllo dei genitori in vacanza a Jesolo, una piccola turista di 5 anni ha iniziato a correre sulla pista ciclabile, dove poco dopo è stata investita da un ragazzo maggiorenne che correva a velocità sostenuta sull'overboard, i monopattini di ultima generazione. Immediata la chiamata ai vigili, giunti in breve sul posto, che hanno multato i genitori della piccola, ancora sotto shock per la paura e con varie ferite al volto. Quando i vigili vengono chiamati devono agire secondo quello che è il codice della strada. Allora il codice della strada prevede che in questo caso venga multato il papà o la mamma della bimba, se sono presenti, perché la bimba non avendo 18 anni non può essere multata. E c'è una sanzione minima perché ha invaso la corsia riservata alle biciclette, alle ciclabili, quindi la multa di 20 euro è stata fatta al papà. Perché è stata fatta? Perché è un obbligo, è un dovere che hanno i vigili, essendo stati chiamati, non è che sono andati là a controllare, eccetera. Quando c'è un incidente devono verificare se il codice della strada è stato rispettato. Questa bambina, che è sotto la tutela ovviamente del padre, è andata a invadere la corsia riservata alle biciclette, perché la zona ZPL nostra c'è un pezzo largo riservato ai pedoni, un pezzo riservato alle biciclette. Quindi questa bambina è andata dove non poteva andare. A questo punto c'è da chiedersi, e per il giovane che ha investito la bimba? Quanto riguarda il velocipede, che tra l'altro non era neanche regolare, perché non aveva l'immatricolazione, non aveva una serie di cose. Quelli nuovi? Sono fatti quelli nuovi, sì, quelli là che non sono regolari, che sono elettrici a batteria, che vanno anche forte, eccetera, che non sono regolari, quindi là hanno sequestrato il mezzo, chiamiamolo mezzo, e dato una multa abbastanza pesante, che non so cosa prevede il codice della strada, ma è importante, 800 euro, 1000 euro. Una multa salata dunque per il giovane investitore, che ora dovrà vedersela anche con l'eventuale risarcimento per la famiglia di turisti. A Vedelago una 17enne miracolata. La discussione con il fidanzato al telefono, un brutto litigio che l'ha gettata nella disperazione, facendola addirittura pensare al suicidio, tanto da arrivare a stendersi tra i binari della ferrovia e aspettare l'arrivo del treno che le è passato sopra, ma l'ha risparmiata, si è solamente graffiata un ginocchio. L'incredibile episodio si è verificato ieri sera a Vedelago, protagonista una ragazza trevigiana appena 17enne che dopo il litigio con il suo innamorato ha pensato che tutto fosse finito e che non rimanesse altro da fare che togliersi la vita. Determinata ha superato le sbarre del passaggio a livello di via delle Fornaci, già abbassate, andando a stendersi in mezzo ai binari. Erano le 19:30. Dal passaggio del convoglio, arrivato di lì a poco, è uscita però praticamente illesa, solo graffi appunto a un ginocchio. La minorenne è stata subito soccorsa e ricoverata in ospedale a Castelfranco Veneto. A preoccupare ora sono le sue condizioni psicologiche. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco altre novità, vi aspettiamo. L'informazione dal Veneto, torniamo in onda, la sanità padovana all'avanguardia con un nuovo robot chirurgico. Si chiama Da Vinci, costa
€1 e sta rivoluzionando la chirurgia. È un robot inaugurato a Padova, ultima frontiera tecnologica. Chiesto a gran voce dai medici, sarà utilizzato da ben 11 branche diverse della chirurgia, da quella ginecologica a quella generale fino alla cardiochirurgia. Chirurgia robotica, Robot Da Vinci, che è ovviamente l'innovazione nella chirurgia robotica, è una nuova dotazione e ancora si cresce, ovviamente poi ci vogliono gli operatori, ci vogliono dei grandi professionisti che noi abbiamo. Da Vinci ha un lettino operatorio collegato via Bluetooth ai comandi e a 2 console che permettono a 2 medici di operare contemporaneamente, oppure nel caso di studenti un chirurgo opera e lo studente impara. Che fa del nostro ospedale una situazione unica in Veneto e tra le poche in Italia che si avvalgono di questa tecnologia. Le innovazioni per l'ospedale di Padova non si fermano qui, altri strumenti sono in arrivo. Dotando questo ospedale per i prossimi 10 anni di 2 sale per chirurgia endovascolare, le cosiddette sale ibride. Questo ci permette di tenere un ospedale che ha i suoi anni, comunque all'avanguardia tecnologica. Garantire livelli elevati per altri 10 anni significa attendere l'ospedale nuovo, tempi sui quali è tornato il governatore Zaia. Se fossimo a casa nostra e potessimo chiamare l'impresa con una telefonata e andare lì ogni tanto sul cantiere a dare qualche dritta, potremmo dire qualche anno. La verità è che con la burocrazia di oggi i tecnici mi dicono 8 anni ci vogliono tutti. Prossima scadenza il 31 novembre, entro quella data va completata con il passaggio dal notaio la cessione delle aree di Padova Est alla Regione. Ricorderete la vicenda di Ottavia Piccolo, fermata all'ingresso della mostra del cinema. Oggi la questura ha raccontato la sua versione dei fatti. Dopo le polemiche sui social arrivano le spiegazioni della questura veneziana sul caso Ottavia Piccolo. I poliziotti confermano nella sostanza i fatti raccontati dall'attrice in un post, ma aggiungono una serie di dettagli che gettano una nuova luce sulla vicenda. La signora Piccolo, ricostruiscono in una nota, è stata controllata presso un varco di accesso all'area riservata del Festival del Cinema, dove poco prima un gruppo di manifestanti aveva tentato di superare illecitamente lo sbarramento delle forze dell'ordine per raggiungere con bandiere e vessilli il Palazzo del Cinema, venendo pertanto bloccati dal servizio di sicurezza delle forze di polizia. Il foulard indossato dalla signora Piccolo, spiegano gli agenti, a prima vista associato ai simboli esibiti dai predetti manifestanti, è stato poi riconosciuto in quanto recante i simboli dell'ANPI. Alla signora è stato dunque consentito il transito senza alcuna ulteriore limitazione. Vigili del fuoco in cattedra per il corso di prevenzione ai rischi opere civili e industriali, oggi i primi 5 laureati. Tutte valutazioni superiori al 100, compreso un 110 lode, sono i voti dei primi 5 laureati in Ingegneria della Sicurezza Civile e Industriale, un corso attivato a Padova che produce manager e tecnici impegnati a garantire sicurezza nelle opere, comprese strutture simili al tristemente noto Ponte Morandi o al cavalcavia di Bologna, ingegneri che dovranno tenere conto dei rischi, della prevenzione, dei requisiti di sicurezza pensando al bene dei cittadini, tra i docenti anche i vertici dei Vigili del Fuoco. Hanno un futuro a mio avviso roseo, è una materia fra la safety e la security di sicuro sviluppo e loro di sicuro sapranno interpretare al meglio senza partire da zero dopo la laurea. Se non ci sono incidenti c'è poco lavoro per i giornalisti, ma vuol dire che la città è più sicura. Una laurea che permetterà a tutti di conseguire una formazione di base molto solida e di avere la capacità di affrontare le problematiche di sicurezza complesse, con particolare riguardo agli aspetti del rischio sismico, delle attività a rischio di incidente, della prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un altro aspetto significativo, il tirocinio obbligatorio che permette agli studenti di avere un'esperienza nel mondo produttivo prima del conseguimento della laurea, e le iscrizioni sono in notevole aumento. La cultura della sicurezza, la cultura dell'autoprotezione, ma soprattutto la prevenzione. Noi speriamo che fra questi qualcuno concorrerà per diventare il futuro dell'ingegneria dei Vigili del Fuoco. Si parlerà di premio Campiello questa sera alle 20:10, in studio il presidente di Confindustria del Veneto Matteo Zoppas e Carlo Nordio, che è presidente della giuria dei letterati. È tutto, grazie per averci seguito, ora previsioni meteo, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Prime crepe all'anticiclone, va aumentando la copertura nuvolosa sulle nostre regioni. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da più nubi rispetto ai giorni scorsi su tutta la regione. Cielo a tratti coperto, tuttavia sarà piuttosto basso il rischio di precipitazioni.
Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra i 18 e 20 gradi. Valori massimi in lieve calo, oscillanti tra i 26 e i 28 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Cielo coperto oggi su questa regione, ma il tempo si manterrà sostanzialmente asciutto ovunque. Possibili foschie mattutine sulle aree pianeggianti. Vediamo anche le temperature previste in calo. Le minime saranno comprese tra i 18 e i 19 gradi. I valori massimi invece saranno oscillanti tra i 26 e i 28 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso nella giornata odierna su questa regione, tuttavia non sono previsti fenomeni particolarmente degni di nota. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime risulteranno intorno ai 17 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 29 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.